pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus, lo abbiamo annunciato, lo abbiamo anticipato attraverso i nostri telegiornali. Oggi parliamo di caro voli, o meglio misure per contrastare il caro voli. Qualche giorno fa la regione, venerdì scorso, la regione siciliana ha presentato delle iniziative per abbattere un po' queste tariffe che nei momenti più caldi, nei momenti delle feste, durante l'estate diventano tariffe altissime, insostenibili per comprare biglietti aerei per viaggiare dalla Sicilia o per rientrare in Sicilia, soprattutto per i siciliani che hanno delle difficoltà sia economiche, come penso subito agli studenti o alle persone che viaggiano per, diciamo, per questioni sanitarie, oppure per quelle persone che devono ricongiungersi con i parenti e non hanno sempre la possibilità di programmare i voli. Su questo ha lavorato sin dal suo insediamento il governo Schifani, e allora qui sono arrivate già qualche giorno fa le prime misure, sconti fino al 50%. Ne parleremo oggi con l'assessore che ha presentato questa misura, l'assessore Alessandro Enrico, assessore regionale ai trasporti, ma questa misura, come sempre accade, insomma, quando ci sono dei provvedimenti regionali, ha causato anche qualche polemica, no? Qualche critica, anche abbastanza accesa, da parte di alcuni esponenti delle opposizioni al governo Schifani e dei consumatori che in qualche modo dicono: guardate, questa misura insomma pesca sempre poi dal bacino di risorse che dovrebbero servire poi ai cittadini anche per altre misure. Su questo discuteremo. Il titolo di questa trasmissione di oggi si chiama Voli scontati per i siciliani. Potete scriverci per partecipare alla nostra trasmissione, alla nostra linea WhatsApp al 342 745 5005. Saluto anche Giuse Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, una deputata regionale che dai banchi dell'opposizione non ha, come dire, risparmiato critiche al governo. Allora, intanto saluto l'assessore Alessandro Enrico. Buon pomeriggio, assessore. Sta viaggiando? Buon pomeriggio a tutti. Sta viaggiando, tanto per rimanere in tema, no? Sto viaggiando, sto andando in giunta, alle 15 avremo una riunione di giunta di governo, quindi però mi sembrava assolutamente corretto per poter partecipare alla vostra trasmissione. Allora, assessore, insomma, era una misura in qualche modo attesa, della quale si è discusso spesso e che gli altri governi, a onor del vero, non sono riusciti mai a mettere a fuoco, quindi a definire. Voi in qualche modo ce l'avete fatta, quindi è inutile dire che questo va a vostro beneficio, a vostro vantaggio. Allora, ci spiega come funziona questa misura? Noi abbiamo cercato di raccontarlo nei nostri telegiornali. Vediamo se con le parole dell'assessore riusciamo ad essere ancora più chiari. Forse non c'è, l'abbiamo perso, insomma, a vantaggio. Insomma, in qualche modo lo riassumiamo noi, gli sconti vanno, adesso ce lo faremo rispiegare dall'assessore, gli sconti vanno fino al 50% per quelle famiglie che hanno un reddito ISEE con un tetto, diciamo così, inferiore alla soglia di 9.000 euro, e poi per chi appunto dovrà spendere dei soldi per le spese sanitarie, appunto, e anche per gli studenti fuori sede. Per gli altri siciliani gli sconti arriveranno fino al 25%, con un massimo di 75 euro di sconto. Detto bene, Giuse Marano, questa è più o meno la misura. Non la sentiamo più, non sentiamo neanche Giuse Marano. Ogni tanto le difficoltà di questi collegamenti online sono queste, e quindi che si rischia appunto di non sentire l'audio. Allora facciamo così, andiamo in pausa subito pubblicitaria, così recuperiamo del tempo in modo da poter riassestare questi collegamenti e poi fare tutta un'unica tirata fino alla fine della trasmissione senza spezzare l'argomento. Andiamo in pubblicità. Entriamo in diretta all'interno del nostro focus di oggi, abbiamo ristabilito entrambi i collegamenti. Allora riprendo da dove avevo lasciato con la domanda all'assessore Enrico. Allora, assessore, ci spieghi ancora più chiaramente, se possibile, di quanto siamo riusciti a fare noi attraverso i nostri servizi dei telegiornali, che cos'è questa misura a favore dei siciliani contro il caro voli? Allora, innanzitutto la ringrazio per aver ricordato che è il primo provvedimento negli ultimi decenni che mette in campo il governo regionale per combattere il caro voli. Questo è innanzitutto un provvedimento per tutti i residenti in Sicilia. Non è una misura per incrementare
l'incoming turistico all'interno dei confini, verso i confini regionali, ma è una possibilità, un provvedimento che il governo regionale, il governo Schifani, fin dal primo giorno del suo insediamento ha voluto mettere in campo per aiutare i siciliani per avere una mobilità verso i confini italiani. Quindi abbiamo individuato due poli aeroportuali che sono in questa prima fase sono gli aeroporti di Roma e gli aeroporti di Milano. Avremmo voluto implementare ed avere maggiori scali aeroportuali, però purtroppo le risorse che abbiamo individuato, che sono attualmente 27 milioni e 500 mila euro, non ci hanno consentito di ampliare l'offerta, ma riteniamo che come primo passo sia un ottimo provvedimento. E il provvedimento consiste in questo senso, va in questo senso, cioè ci sarà il 25% di sconto a tutti i siciliani, basterà soltanto accreditarsi, cliccare nel sito della compagnia aerea e lì verrà applicato automaticamente il 25% di sconto a tutti i siciliani. Ci saranno altre 3 categorie e le categorie sono tutti gli studenti senza limite di età, quindi dalla scuola all'università ad anche alla frequenza di master universitari, tutti coloro che hanno una disabilità del 67% e tutti coloro che hanno un basso reddito familiare. Abbiamo calcolato, ad esempio, nuclei familiari di 4 persone che hanno un reddito complessivo di appena 23.000 euro l'anno. Tutti questi potranno avere lo sconto del 50%. Fino a un massimo di contribuzione di 150 euro a passeggero. Ecco, avevo detto, ci ha corretto anche sulla cifra, insomma, 150 euro a passeggero. Quindi quella abbiamo mandato poco fa una schermata che era esemplificativa di quello che sta succedendo proprio in questi giorni sui voli verso le città italiane che hanno come dire, più richiesta da e per la Sicilia. È evidente, Milano, Roma, ma anche Torino, dove molti nostri corregionali lavorano. C'erano anche altre città, Venezia. Le cifre per un biglietto si aggirano già adesso per il periodo di Natale intorno a 300-400 euro. Quindi cosa succede? Per esempio, facciamo l'esempio su un volo Palermo-Milano, eccolo qua, vediamo se ce l'abbiamo qui, eccolo qua, Milano-Palermo, che in questo momento è segnato in questa grafica che abbiamo noi, solo andata il 23% il 23 dicembre a 218 euro. Quanto costerà per un siciliano? Milano-Palermo avrà un contributo per quella tratta di 75 euro di sconto, più per il ritorno avrà ulteriori 75 euro. Quindi in questo caso il biglietto aereo solo per quella tratta costerà circa 140 euro, 143 euro per l'esattezza. Mi sembra, no, abbastanza, come dire, io non so quanti dei nostri telespettatori hanno... Tu sei uno studente, faccio l'esempio, esatto. Tu sei uno studente siciliano che studi a Milano, anziché pagare per quella tratta 218 euro, pagherai 143 euro. Come si fa a certificare, per esempio nel caso degli studenti, diciamo, l'età, la frequenza, eccetera? Stiamo attivando un modello che è simile a quello che abbiamo messo in campo per l'integrazione all'affitto. Proprio qualche giorno fa abbiamo decretato il contributo per 12.000 famiglie per l'integrazione all'affitto. Stiamo utilizzando quella piattaforma che prevederà i meccanismi di autocertificazione. A quel punto potremo erogare il contributo. Quindi queste misure partiranno, lo diciamo anche per i nostri telespettatori, abbiamo una linea WhatsApp aperta, Assessore, lo dico anche a Giuseppe Marano, quindi arrivano e stanno arrivando ovviamente un sacco di messaggi di curiosità, no, per capire come bisogna accedere a queste misure. C'è qualcuno che ci scrive: io sono un'invalida civile, posso avere lo sconto del 50% o 62? Assolutamente sì. Assolutamente sì, un'invalida civile che abbia un'invalidità, una percentuale di invalidità di almeno il 67% potrà avere un contributo fino a 150 euro per andata e ritorno per un biglietto aereo dalla Sicilia verso gli aeroporti di Roma e Milano o viceversa. Chi ha già acquistato il biglietto, cosa succede? L'ha già pagato, no? Insomma, non può usufruire dello sconto.
Stiamo lavorando col Dipartimento affinché coloro che hanno acquistato il biglietto per una data, quindi che andrà dopo il 1° dicembre, per chiedere il rimborso con delle autocertificazioni che stiamo studiando. Allora, Quindi non ci saranno utenti che verranno beffati per averlo acquistato prima il biglietto. allora, José Marano, detta e raccontata dall'assessore, diciamo, non vedo, diciamo, come dire, nebbie, no? Non vedo ombre su questo provvedimento che sembra davvero a favore dei siciliani, una volta tanto. Quali sono le vostre critiche? No, vabbè, allora premesso, saluto l'assessore, buongiorno assessore, premesso che chiaramente se questa cosa andrà in porto e i siciliani potranno usufruire di sconti per spostarsi sui voli, io e tutti quanti penso saremo felici perché chiaramente non abbiamo motivo di non esultare se una cosa va a buon fine al di là di chi la presenta, che sia governo che sia opposizione. Premessa. Chiaramente quando ho letto sui giornali di questa iniziativa, perché così è stata chiamata, iniziativa del governo regionale, ho voluto puntualizzare e precisare che i fondi sono stati stanziati la gran parte dei fondi dal governo nazionale. In legge di bilancio ci fu anche un nostro emendamento del nostro gruppo parlamentare che stanziò 5 milioni di euro. I fondi al momento sulla cassa non sono 27,5 ma sono 17,5, di cui 12,5 del governo nazionale, 5 milioni del governo regionale, appunto stanziati nella legge di stabilità. Ma sempre là siamo, no? Cioè sempre loro, no? Sempre del loro bacino di centrodestra, come iniziativa, diciamo, no? L'aiuto è stato chiesto. Non è un'iniziativa del governo regionale, la regione era obbligata, in seguito alla pubblicazione del decreto interministeriale di settembre, di fine settembre, non mi ricordo se è il 26 o il 29, era obbligata a definire modalità, requisiti, eccetera, eccetera, per poter usufruire di questa possibilità che appunto offriva il governo nazionale, ripeto. Il Movimento 5 Stelle in questa legge di bilancio aveva fatto appunto l'emendamento. No, ma la domanda è, al di là del cavillo, José Marano, di chi sono 15, di chi sono... Cioè, qual è la critica che muovete? Perché anche i consumatori hanno detto, insomma, in qualche modo il Codacons, per esempio oggi avremmo dovuto avere anche un rappresentante del Codacons che non è riuscito a essere con noi in questo orario. Ha detto, dice, questi sono soldi comunque che sono stati tolti ad altre iniziative che il governo regionale avrebbe potuto come dire, sostenere e soprattutto, come dice lei, era il governo regionale era in qualche modo obbligato a fare questa legge. Dico, detto ciò, insomma l'hanno fatta. Spesso critichiamo il governo per quello che non fa. No. Non è una critica al governo a prescindere, perché qui nessuno vuole fare polemica se si fanno cose giuste, però la nostra preoccupazione qual è, oltre alla precisazione che ho fatto sui fondi, che essendo ancora al mandato esplorativo, perché è stato pubblicato un decreto esplorativo, diciamo, dove si invitano le compagnie aeree ad aderire a questa iniziativa. Io spero che le compagnie aeree entro l'1 dicembre aderiscano e partecipano tutte quante, perché allora chiediamolo all'assessore, no? Oggi e magari così è un modo per chiarirci, magari potrebbe succedere che non partecipa nessuno o che partecipa una sola, e capite bene che se partecipa una sola diventa anche un po' un problema. Abbiamo l'assessore, qui lo chiediamo a lui. Allora, assessore, come sta andando, diciamo, la campagna adesioni delle compagnie aeree? Una già c'è, è arrivata subito, che è Aero Italia. Una già c'è, ha comunicato informalmente la sua partecipazione. Dopodiché ricordiamo bene che l'avviso, per come è stato congegnato, prevede che non soltanto le compagnie che attualmente svolgono queste tratte potranno partecipare, ma tutte le compagnie con licenza europea che vorranno partecipare anche non dal 1° dicembre. Quindi noi abbiamo delle buone sensazioni, riteniamo che il sistema possa reggere. Il fatto che già una prima compagnia nell'arco di 48 ore abbia già comunicato la propria adesione nel cambiare il sistema di biglietteria, perché l'adesione consistirà di fatto farà sì che le compagnie dovranno cambiare il loro sistema di biglietteria elettronica,
tanto da poter da subito effettuare lo sconto agli utenti, per evitare che l'utente lo debba richiedere alla regione. Quindi io dico, secondo me è un provvedimento in cui tutti vincono. La Sicilia vince, tutti i residenti vincono. Le critiche che hanno mosso al governo per aver escluso i siciliani che hanno modificato la propria residenza, purtroppo secondo me è un falso problema, perché noi non possiamo catalogarli. Non abbiamo la possibilità di far autocertificare la sicilianità di quel soggetto. E poi immaginiamoci anche tutta una serie di pensionati che sono andati all'estero per agevolazioni fiscali, ai quali alcuni, come diciamo alcune associazioni o anche membri dell'opposizione, hanno criticato. Noi vorremmo fare per esempio lo sconto ai siciliani pensionati d'oro. Ma perché? Invece noi abbiamo previsto uno sconto con 3 categorie. Si è parlato prima, lei nella sua premessa ha parlato prima per esempio dei viaggi riferiti al mondo sanitario, ma attualmente la regione siciliana per questo tipo di viaggi rinfonda il 100% dei viaggi. Spesso addirittura si può chiedere il rimborso anche dell'accompagnatore, quindi sarebbe stato anche un provvedimento doppione rispetto a quello che già è previsto dalle norme vigenti. Quindi le compagnie potranno, diciamo, vendere i propri biglietti a un prezzo più calmierato. I cittadini risparmieranno. Pensiamo che un nucleo familiare, voglio fare soltanto un esempio, un nucleo familiare che si sposta composto da 4 persone, al di là dei genitori che potrebbero non avere le caratteristiche per far parte di quelle 3 categorie, quindi ISEE basso oppure i percentuali di invalidità, però è probabile che abbiano 2 figli studenti o di scuola o di università o di altro. Potrebbero ad ogni viaggio avere uno sconto di 150 euro per i figli studenti e di 75 euro per i genitori. Soltanto in un viaggio risparmierebbero 450 euro. Secondo me è un grande provvedimento. No, non c'è dubbio. Guarda, Assessore, lei ha anticipato un po' anche quelle che sono le domande che stanno arrivando dai nostri telespettatori, ovvero quelle dei siciliani che per ragioni di lavoro hanno dovuto trasferire anche la loro residenza in altre parti d'Italia se non all'estero. Molti ci chiedono, è un po' limitativo, diciamo, sono un po' limitative le 2 destinazioni, cioè Roma e Milano, perché... Sono d'accordo. Perché evidentemente i collegamenti diretti, soprattutto con le low cost, agevolano le altre, anche gli spostamenti su altre città. Abbiamo fatto degli esempi che sono Venezia, Torino, Bologna, eccetera, che sono delle città, come dire, molto raggiunte dai siciliani per motivi di lavoro. Però io vorrei ricordarvi una cosa, innanzitutto per avviare un provvedimento che riguardasse tutti gli scali aeroportuari d'Italia ci sarebbero voluti almeno 4 volte le risorse che attualmente abbiamo messo in campo. Dopodiché dovevamo fare delle scelte. Abbiamo preferito dare la destinazione naturalmente alla capitale e la destinazione principale individuando 3 scali aeroportuali della Lombardia. Dopodiché vorrei ricordare che ho visto anche degli esempi su Venezia, Verona e anche Torino. Siccome il provvedimento non è finalizzato al caro voli del periodo natalizio, ma durerà tutto l'anno, perché questi fondi stanziati saranno per i futuri 13 mesi, dal 1° dicembre del 2023 al 31 dicembre 2024. Sappiamo perfettamente, ed è capitato anche a miei cari amici e familiari, che hanno viaggiato verso Verona e hanno pagato il biglietto aereo anche a 9 e 19 euro per tratta. Quindi, lasciando stare proprio il periodo natalizio, però il caro voli noi durante l'anno e le impennate lo abbiamo soprattutto nelle città più raggiunte, che sono sia Roma che Milano. Anche la statistica ci indica questo. Dobbiamo fare delle scelte. Mettere probabilmente mettere Torino avrebbe escluso Milano. Indicare Venezia e Verona avrebbe escluso... Prego, Assessore, le faccio un'altra domanda. Diciamo, voi avete considerato diciamo, quella che può essere, come dire, un effetto rebound, cioè queste tariffe scontate che facciano alzare ancora di più il costo del biglietto stesso? Sì.
È un'altra critica che ci hanno mosso, e io durante la conferenza stampa ho avuto modo di ribadire il fatto che le compagnie aeree non aumenteranno il costo dei biglietti perché soltanto il 48% di chi vola è residente in Sicilia. Quindi aumentare il costo del biglietto significa perdere commercialmente circa il 50-52% del traffico aereo. Un'altra domanda, questa gliela faccio io, perché lei ha parlato prima di un sistema, un nuovo sistema di biglietteria elettronica. In realtà molte compagnie già sono attrezzate per questo tipo di biglietti scontati per residenti. Faccio un esempio su tutti: chi vola a Lampedusa da o per Lampedusa lo sa, c'è un costo di biglietto per il residente a Lampedusa e un costo di biglietto per chi non risiede a Lampedusa. Questa è una compagnia, quella che vola su Lampedusa da Catania e da Palermo, è una compagnia norvegese. In Europa ce ne sono tante altre che hanno già questa tipologia di biglietteria elettronica, quindi non ho ben capito però, e questa è la domanda che le faccio, cioè questo provvedimento apre a, come dire, a coprire queste rotte per chi è già attrezzato per farlo con scontistiche adeguate, cioè approfittando delle scontistiche adeguate? Ma sicuramente chi già ha questo sistema di biglietteria elettronica all'interno del proprio portale non dovrà modificarlo, ma dovrà soltanto aggiungere nella tendina dell'acquisto dei biglietti soltanto se è residente siciliano. E questo è un provvedimento per avere il primo 25% di sconto. Per quanto riguarda le ulteriori 3 categorie, le compagnie aeree potrebbero evitare di ricevere le autocertificazioni, per esempio dagli studenti o da chi ha un ISEE basso. A quel punto dovranno chiedere il rimborso alla regione, che ha attivato una piattaforma simile a quella che abbiamo attivato per il contributo all'affitto, al quale si potrà, facendo l'accesso naturalmente o con la carta d'identità elettronica o con lo SPID, come già 12.000 famiglie hanno fatto nelle ultime settimane, per il contributo all'affitto, per poter richiedere il contributo per lo sconto del volato. A quel punto si dovrà soltanto allegare la carta d'identità, si dovrà allegare la ricevuta del biglietto e si dovrà allegare anche le carte d'imbarco che dimostreranno di avere volato. Allora, siamo in chiusura, mi scuso con tutti i telespettatori che stanno scrivendo, ma più o meno insomma, il tono, il tenore dei messaggi riguarda sempre le stesse questioni alle quali abbiamo dato anche tante risposte. Qualcuno dice ovviamente allora siamo lavoratori di serie B, quelli che lavoriamo a Venezia, a Verona eccetera. Insomma lasciamo la considerazione ovviamente. Capisco bene. No, però io le inviterei invece, Assessore, insieme per trovare ulteriori risorse. C'è l'onorevole Marano che è sempre attenta anche ai lavori parlamentari e apprezziamo moltissimo le iniziative che lei propone durante i dibattiti assembleari. Allora impegniamoci a trovare risorse quadrupere rispetto a quelle attuali e avremo la possibilità di implementare anche l'offerta per i siciliani. E invece io sottolineerei quello che ha sottolineato lei, che questa è una misura ovviamente che non si ferma e non sarà finalizzata solo al caro voli nel periodo di Natale, ma che è una misura che come dire, inciderà su tutto l'anno solare, quindi diciamo, anche in tempi in cui si cominciano a vedere i prezzi dei biglietti più alti, questo provvedimento del governo regionale sarà efficace. Quindi insomma, io, Barano, guardi, io sono sempre molto critico, sorrido qui, insomma l'assessore mi conosce, sono sempre molto critico nei confronti del governo di qualunque colore, però mi sembra questo veramente un provvedimento a favore finalmente dei siciliani. Poi certo c'è chi peserà di più e chi peserà di meno, 150 euro non pesano ugualmente nelle tasche di tutti i siciliani, però insomma credo che è un bello sconto alla fine, no? Guardi, ripeto quello che ho detto in premessa: se tutto funziona e va bene, dall'1 dicembre saremo operativi con la possibilità di far risparmiare i siciliani, bene. È chiaro che, come ha detto l'assessore, ci vogliono tanti fondi, bisogna far diventare sicuramente ciò qualcosa di strutturale, perché è chiaro che non possiamo, diciamo, intervenire sempre in maniera last minute per rimanere in tema di voli, quindi aspettiamo l'1 dicembre. Se succederà, sarà così, ben venga, ne potremo essere solamente felici. Ma io, guardi, veramente, adesso le faccio la domanda. Ovviamente noi facciamo politica, ovviamente, e quando le cose si fanno è giusto che si dicano: chi le fa
da dove partono e come funzionano. Guardi, faccio una domanda così Ovviamente anche per semperare. Diciamo, anche voi politici alla fine insomma, fate ovviamente il tifo perché qualche cosa succeda o non succeda. Allora lei al 1° dicembre cosa si augura? Che resterà una la compagnia, quindi per poi fare le vostre rimostranze politiche, oppure che ci siano più compagnie che aderiscano? Io mi auguro che aderiscano più compagnie e che i siciliani potranno scegliere tra tante compagnie con quale compagnia volare e risparmiare, ovviamente. Un applauso all'onestà dell'onorevole Marano. Grazie all'onorevole Marano per essere stato con noi, grazie all'assessore regionale dei trasporti. Luca, se posso aggiungere soltanto 3 cose. Innanzitutto, sotto 50 euro a tratta non verrà applicato nessuno sconto. Però il costo dei biglietti, per applicare lo sconto, si intenderà il costo dei biglietti lordo, quindi anche comprensivo di oneri e tasse aeroportuali. E anche per costi accessori, per esempio il bagaglio. Molti sono lamentati del bagaglio. Anche nell'acquisto del biglietto il bagaglio entrerà nella scontistica. Quindi conviene mettere il bagaglio a quel punto? Lo paghi o il 50 o il 75% in più. Noi entriamo o col 25 o col 50% di sconto, quindi sono sempre conti a farsi. Dopodiché noi ci aspettiamo che nel corso dei successivi mesi anche compagnie che non stanno effettuando per ora i voli verso Roma e Milano possano inserirsi guardando con grande interesse e attenzione questo provvedimento affinché si possa aumentare l'offerta. Allora, grazie Assessore Aricò per essere stato con noi, grazie all'onorevole Marano, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, continuano a scrivere ovviamente, ma vi cercheremo di tenere informati ovviamente anche attraverso i nostri notiziari, attraverso i nostri approfondimenti. Grazie, l'appuntamento con Focus, Sicilia 24 Focus ritornerà domani, sempre qui su Telecolor alla stessa ora. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.